Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buon pomeriggio Andrea, a te la linea. Grazie Sveva, si riprende da oggi tutta la struttura delle mie trasmissioni. Come sapete è una struttura bifida perché io intrattengo, si spera piacevolmente, gli ascoltatori di Radio Libertà al lunedì tra le 16 e le 17 e il sabato con altre finalità più strettamente culturali e dotte, sto autoironizzandomi naturalmente, sabato tra le 12 e le 13. Si riprende dopo le cosiddette vacanze e abbiamo sentito e risentito tante volte la battuta sgarbiana molto feroce sulle vacanze, ma in genere tutto il mondo che afferisce a una certa cultura, in senso lato, liberal conservatrice, non ama troppo le vacanze, non ama così l'idea del vuoto, ma naturalmente ci sono delle eccezioni anche illustri di cui è meglio non far nome. Allora, oggi parliamo subito della festività che è molto importante, 8 settembre. Certo, l'8 settembre è una data che è diventata molto laica da quando è accaduto quello che è accaduto esattamente 82 anni fa, di cui abbiamo peraltro parlato in tante occasioni, negli anni 90, negli anni 2000, negli anni 10, perché sicuramente è una ricorrenza nella sua paradossale specificità molto particolare, e però in realtà è legata a un fatto storico moderno, sicuramente significativo, ma noi qui ci troviamo di fronte con la natività di Maria nascente, in realtà un 8 settembre di antichissima tradizione. E quindi vi dicevo, la parte iniziale sarà dedicata a questo, per onorare, non sul piano religioso si intende, ma dal punto di vista del calendario, insomma del rispetto del calendario e soprattutto della volontà popolare, che in Italia è questa qua, almeno sul piano formale, e invece una seconda parte che è più consistente, che riguarda, non senza un tocco tollerabile di ironia, perché non è nel mio costume la satira, un po' di ironia sì, naturalmente, i tre grandi trapassati di quest'estate, che appartengono secondo me con tre versioni diverse, a un grande magma vulcanico di cultura popolare: Pippo Baudo, li dico in ordine di trapasso: Pippo Baudo, Emilio Fede e Giorgio Armani. Tre personalità anche molto diverse l'una rispetto all'altra, ma che si possono accomunare sulla base di una sensibilità che è stata tipica del tardo Novecento, riguardo appunto a ciò che dal basso si chiedeva a persone che poi sono state anche molto fortunate e hanno visto dall'alto la realtà più che dal basso. Ma su questo ritorniamo. Vi dicevo, l'antica festa di Maria nascente, pensate, ha un'origine orientale. Non è un'origine occidentale, è origine del mondo religioso cristiano orientale, e poi attraverso il Medioevo è stata rilanciata dal mondo cristiano occidentale. In particolare, e questa è la curiosità che vi voglio sottoporre, in particolare in Sardegna e nella diocesi di Milano. In Sardegna perché appunto attraverso il dominio bizantino, che venne ad effettuarsi appunto nell'Alto Medioevo, la Sardegna ha acquisito in maniera forte il gusto e la ritualità
della festa di Santa Maria Nascente, della Natività di Maria. Questo poi ha fatto da modello a altre parti della penisola, ma in particolare alla diocesi di Milano, che aveva recuperato attraverso altre vie appunto l'immagine di questa festa e di questa femminilità che è quella di Maria Nascente, al punto che addirittura San Carlo Borromeo, che ripeschiamo dopo tanto tempo, decise di definire il Duomo che si stava costruendo di Milano, il Duomo che tutti ci invidiano nel mondo, con la veneranda fabbrica, come si dice, che era allora in costruzione, con l'epiteto di Santa Maria Nascente, cioè il Duomo di Milano è dedicato a Santa Maria Nascente. E quindi in un certo senso, una dei capi d'anno, insomma, dei battesimi, delle date fondanti della città di Milano, assieme al 13 novembre, 14 novembre di origine celtica, assieme al 3 de Mars, che è una versione più primaverile, ma che comunque è in sintonia con l'altra. C'è questa festa dell'8 settembre, perché l'8 settembre sul piano spirituale, certamente per chi ci crede, però come tutte le realtà che riguardano la dimensione spirituale c'è una marca che riguarda tutti dal punto di vista della sensibilità e del gusto, ed è quindi appunto la nascita di Maria l'8 di settembre. Molto importante anche in questo caso il legame col mondo agricolo, col calendario dei campi e della stagionalità. Perché appunto secondo la stessa tradizione antica orientale e quella poi rimeditata in Occidente e in Italia, c'è proprio il legame con la fine dell'estate. Finiscono i raccolti, finisce la bella stagione calda e quindi inizia praticamente dal punto di vista perlomeno spirituale l'autunno. 8 settembre. 8 settembre che quindi viene rimarcata come tutte le feste religiose, anche come festa di origine agricola, come spartiacque fra il mondo del calore estivo e del tepore autunnale. Ce ne stiamo accorgendo in questi giorni proprio perché almeno al nord c'è un evidente calo di temperatura che appare marcata forse in termini più drastici rispetto ad altri anni, e ci introduce inevitabilmente appunto a una stagione in cui la sensazione dell'afa, del caldo, della canicola non esiste più. Quindi stabilito questo rapporto profondo come tipico di tutte le feste, anche e soprattutto religiose, ma insomma quindi delle feste paesane e popolari, questo rapporto col mondo agricolo e col mondo climatico, stabilito questo, noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione proprio sulla questione della matrice sardo-ambrosiana. La Chiesa ambrosiana e il mondo sardo sono stati i primi ad accorgersi che era importantissima la nascita di Maria. Quindi due mondi che sono votati, qui mi rivolgo comodamente e pacatamente ovviamente a tutti gli italiani e a chi ci ascolta ovviamente anche in altri stati, conoscendo l'italofonia. Ebbene, ha un senso di rivendicazione controllata, si badi bene, a livello culturale, non politica, ma comunque a sfondo di acquisizione di autonomia. Tutto questo
attraverso quella catena di simboli che è poi l'aspetto più affascinante del pensiero umano, ci dà proprio la misura, insomma, di come la matrice di una certa forma di autonomia e di federalismo sia squisitamente femminile, proprio per il legame con la maggiore figura femminile del mondo cristiano, appunto. E si badi bene che la bella stagione può darsi inizio con il Sacro Cuore di Gesù e la fine dell'estate proprio con la Natività di Maria, che ci preavverte in un certo senso di un'altra natività che verrà, che sarà quella del Cristo, ovviamente a Natale. E proprio fra queste due natività, cioè tra la natività di Maria e quella del suo figliolo, c'è proprio la stagione autunnale, che è una stagione di attesa, laddove appunto la maggiore figura femminile e la maggiore figura maschile è come che si guardassero in faccia, sospendendo il tempo in maniera tale appunto da creare quello che poi tutto il mondo cattolico conosce come avvento, no? La venuta del cosiddetto Salvatore. E come al solito mi rivolgo a un pubblico il più vasto possibile, nella misura in cui non c'è bisogno di credere per forza per apprendere e conoscere quella che noi abbiamo sempre auspicato nelle scuole, anche come insegnante, chiamarsi storia delle religioni, ora che non è mai stata effettivamente esercitata, magari ecco, diciamo, rischiando poi di essere assorbiti da interessi e riti e comportamenti anche mangerecci, goderecci di altre civiltà e di altre religioni senza conoscerne le caratteristiche. Questo è un altro enorme guaio della cultura scolastica occidentale e in particolare italiana. Ma detto questo, la Natività di Maria come segnale e segno naturalmente di un mondo nuovo che sta per venire, è poi un fondamento anche laico del modo di essere e del modo di fare. Il Duomo è lì, Santa Maria Nascente naturalmente, come segno di avvertimento non solo dell'elevazione, pensate alle guglie, verso il cielo, ma anche in qualche modo della costruzione di un mondo migliore, ecco, che non ha bisogno per forza della canzoncina di Giovanni Danzi che tutti amiamo, no? O mia bella Madonnina. Non ha bisogno di quello, ma certamente si rifà tra le tante icone, i tanti segnali, anche a quello, come pensiero non strettamente religioso, naturalmente. E in questa dimensione va poi inquadrato poi tutto quello che è l'insieme delle ritualità che sono ancora fortissime, per esempio in Sardegna, proprio in Sardegna che vi citavo prima, c'è la ricorrenza di oggi, l'8 settembre, è sentita in maniera fortissima attraverso feste, sagre, manifestazioni di varia natura e di varia forma. Attenzione, la cultura popolare di cui facciamo riferimento in questi primi minuti è una cultura popolare classica, proprio perché la cultura popolare ha un ventaglio enorme di comportamenti, di gusti, di affinità che trapassano attraverso la musica anche moderna, ma dico attraverso altre forme che sono state studiate oramai dalla nuova schiera di antropologi, di folcloristi, eccetera, eccetera, che accetta anche tutto quello che appartiene al modernariato e non più all'antiquariato. Uso questi termini come ovviamente critico d'arte, ma in generale quello che poi a noi più importa è quanto questi due mondi, il primo più classico e religioso, il secondo più profano, siano apparentati in qualche maniera, perché nascono tutte e due anche in apparenti contraddizioni, ma nascono da un gusto che viene dal basso e che tende appunto
a costruire dei miti, dei riti, dei comportamenti. Beh, adesso arrivo con la Santissima Trinità. Stiamo spiritualizzando il profano e un po' profanando lo spirituale, ma non prendetevela male, perché l'apertura, non della mia mente, ma di Radio Libertà, è proprio questa, quella di non dare per scontato nulla e combattere ogni dogmatismo, ogni stupido pregiudizio, non in termini iconoclastici, anarcoidi o di mancanza di rispetto, tutt'altro, sempre sul filo della comunicazione, della cultura, di un buon apparentamento borghese, in senso bello e giusto. Adesso sentirete cosa dirò di Armani, ma che comunque, nel bene e nel male si intende, ma che comunque dà lo stile, dà il segno, dà il passo, dà la marcia alla nostra radio. Ed è bello proprio ritornare oggi, 8 settembre, all'inizio si diceva della stagione autunnale, ritornare a parlare da queste onde. Io da bambino mai mi sarei immaginato di avere questo privilegio, di avere questa fortuna enorme, perché quando poi il diavoletto tentatore mi dice come sarebbe stato bello parlare in Rai, io lo scaccio via subito quel diavoletto e gli dico oh demoniaccio, oh cattivo demone, io sono orgoglioso di parlare per Radio Libertà, perché è l'unica radio che rispetta quello che è il dono più bello. Libertà vo cercando, che si cara, cantava Dante. Allora, vi dicevo, i tre di questa trinità laica che ha contraddistinto, diciamo così, i necrologi dell'estate 2025. Un'estate ballerina, anche sul piano climatico, di caldi e freddi, di piogge e di afe, ma un'estate che sicuramente ha visto diciamo il fiorire di un fortissimo cordoglio per questi tre personaggi. Questi tre personaggi appartengono a mondi diversi l'uno rispetto all'altro. Pippo Baudo, Emilio Fede e Giorgio Armani. Eppure questi tre personaggi sono stati amatissimi nel loro genere, ovviamente anche molto odiati, perché tutte le persone che sono molto amate sono sicuramente molto odiate. Non è destino di quelli che sono poco amati quello di essere poco odiati. Tanti nemici, tanto onore, si dice, ed è un proverbio popolare, popolarissimo questo. Ma più in generale quello che voglio sottolineare è come queste tre figure, che io non ho voluto mettere nel promo, ho chiesto a Sammy, che ha poi prodotto il promo reale con una grande creatività e lo ringrazio, ma ho chiesto non mettermi le figurine di Pippo, di Emilio e di Giorgio, perché in realtà tutto quello che diventa troppo visualizzato in senso iconico negativo, cioè appunto tutto questo discorso che tende a un culto della personalità, che post mortem può diventare anche più profondo di quello in vita, è come se fossero degli dei davvero questi tre personaggi. Questo tipo di culto va esorcizzato con un margine di ironia, per quello che adesso quello che sentirete dalle mie parole non sarà soltanto un elogio, ecco, una biografia molto agiografica, appunto, no? Come se fossero dei tre santi. E come abbiamo visto in realtà dire e scrivere in quest'estate, tra un tuffo nel mare e l'altro, io ho letto, ho visto, ho sentito cose che
erano degne di altri regimi rispetto a quello democratico, nel senso che queste personalità venivano gonfiate a dismisura, quali fossero appunto degli dei scesi in terra. Tra l'altro, secondo me, c'è anche, ed è molto curioso, data la diversità appunto dei tre personaggi, c'è anche una corrispondenza, non direi politica, no, perché mai si sono schierati in maniera decisa, a parte Emilio Fede, ma in senso di cultura, di sensibilità, di cultura, anche metapolitica, o di approccio al sociale, naturalmente. E allora entriamo in medias res, naturalmente, prima che passi troppo svelta la prima mezz'ora. Pippo Baudo è stato il re della televisione, poi arriveremo ad Armani, il re della moda. Pippo Baudo è stato colui che attraverso un Novecento inoltrato, dagli anni 60 fino praticamente alla fine del Novecento, con ultimi fuochi d'artificio oramai un po' tristi nel nuovo secolo, è stato colui che è riuscito a monopolizzare l'universo nazional-popolare. Si dice appunto non solo il re della TV, ma il costruttore del mondo mediatico nazional-popolare. Perché si dice così di Pippo, si è detto così di Pippo Baudo? Perché il personaggio è riuscito, attraverso tutta la sua attività di presentatore, non solo di musica, ma anche di personaggi, di ambienti, di situazioni, di realtà attoriali e di spaccati di costume, è riuscito in qualche modo a rendere visibile quello che poi tutti sensibilmente capiamo e percepiamo del nostro mondo italofono, ma che abbiamo difficoltà a razionalizzare completamente. Si parla di nazional popolare quando appunto ci si esprime in modo tale da rappresentare la maggior parte del popolo italiano, la maggior parte della nazione italiana, il nazional popolare, in modo da scontentare pochissimi naturalmente, perché se la maggior parte si è ritrovata in Pippo Baudo, nel bene e nel male, in qualche modo ha visto specchiata la maggioranza delle idee, del costume e dell'essere. Si è ritrovata in Pippo Baudo sulla base ovviamente anche di un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di gestualità, che è apparsa nel complesso, pur essendo, conoscendo tutti che era di origine siciliana, è apparsa aperta a tutta la comunità italiana, pur nelle sue differenze, e con inevitabili, magari si dice oggi, mal di stomaco da parte di persone appartenenti all'estremo nord. Lo dico con bonarietà, sapendo la storia della nostra radio, conoscendo bene la storia della nostra radio. Ma Pippo Baudo in realtà, con la sua gestualità, con un certo tipo di linguaggio standardizzato, che perdeva man mano le radici strettamente isolane e si apriva a un contesto molto vario sulla base di una innata, non è una pontificazione, non è una geografia, e poi arrivano anche i difetti. Dunque, un'innata apertura e volontà di comunicazione, un po' tipico anche, sto dicendo una banalità, del suo segno, del segno dei gemelli, riusciva ad adottare rispetto al mondo, cioè le domeniche con Pippo Baudo, quindi Domenica In per esempio, o i Festival di Sanremo, erano un tentativo un po', se vogliamo, megalomane, ma abbastanza riuscito sul piano pratico, di abbracciare l'intera Italia, quindi di aprirsi anche a comunità, a gruppi, a identità che
parlavamo prima della Sardegna, che magari non si riconoscono compiutamente e perfettamente in una italianità standard. Ma è proprio questa la magia di Pippo Baudo, avere costruito l'Italia. Ma vi ricordate Massimo D'Azeglio? Massimo D'Azeglio diceva l'Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani. Spiace dirlo, ma quell'Italia, magari un po' farlocca, finta, margnifona si dice qua da noi, ammiccante con l'occhiolino, quell'Italia abborracciata, ma manifestamente in qualche modo omogeneizzata in quella maniera, l'ha fatta Pippo Baudo. Caspiterina! Ma davvero? Ma ci voleva Pippo Baudo per fare gli italiani? Paradossalmente sì, paradossalmente sì. È un paradosso, perché la storia d'Italia è fatta di paradossi. Pensateci bene, è una caratteristica italiana, più che francese, spagnola o tedesca. L'italianità è fatta di paradossi, a cominciare ovviamente dal fatto che riconoscono anche quelli che non hanno niente a che fare con l'autonomia o il federalismo, cioè dal fatto che l'Italia è una realtà arlecchinesca di tanti popoli diversi, ma che comunque è riuscita in qualche modo con la televisione, complice il messaggio televisivo, complice quell'abbraccio di braccia larghe e manone di Pippo Baudo, ad arrivare a un certo tipo di oggettiva unità. E si badi bene, con tutti i corollari del caso, perché il Pippo riusciva a passare dal comico al tragico, dall'elegante quando disquisiva di libri assieme ai suoi ospiti, cosa che non si fa neanche più regolarmente nei pomeriggi domenicali tipo Maravenier, fino alle più grottesche manifestazioni di bassa e volgare teatralità, come il famoso tentativo di Roberto Benigni, di strappare i testicoli dal suo corpo santo, santo dico ironico fra virgolette, e più in generale ovviamente questa capacità di trasmutazione e di spettacolo lo faceva un attore più che un presentatore, naturalmente, anche rispetto a un Mike Bongiorno che ne è stato in qualche modo l'antitesi di Pippo Baudo, perché ovviamente aveva un accento più del nord, nonostante anche lui fosse di antica origine siciliana, ma era poi nato e vissuto a Torino, a parte l'America, ma più in generale proprio perché Pippo Baudo riscattava quei primi anni della televisione al stile Mike Bongiorno, dove vinceva l'idiozia assoluta, no? Quindi attraverso i quiz, attraverso le battute del tipo mi sei cascata sull'uccello. Ecco, ovviamente quella televisione è stata superata, esorcizzata e quindi resa in qualche modo sublime. Ecco l'effetto Baudo qual è stato, no? Sublime, la parola sublime non è una parola per forza positiva, ovviamente, no? Perché sa anche di operazione artificiosa, artefatta e calcolatrice, ben calcolata. E più in generale, finisco con la prima parte, attenzione, il suo apparentamento con un mondo a sfondo democristiano costituiva, quindi per apparentamento di conoscenze, ma anche di battute, costituiva il plafond sul quale si poggiava questa specie di miracolo. Siamo alla fine della prima parte, proseguiamo con gli altri due santini tra un minuto e mezzo circa. A te la linea, Sveva. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva. Quindi Baudo certo con i suoi tic, con la sua, lo dicevamo prima in falsetto, diciamo dietro le righe, la sua megalomania. T'ho inventato io ho inventato la TV, io ho inventato tutti i cantanti migliori, io ho inventato e battezzato gli attori. Era strabordante questa dimensione baudiana. Era diciamo così, la forma di pedaggio che si doveva pagare per avere questo tipo di televisione standard e vincente. Lui, nella sua megalomania, che trasudava dai pori, dagli occhi, dal modo con cui guardava le persone, dal modo con cui le trattava, eccetera, che non è la megalomania di Mai Bongiorno. Mai Bongiorno che diceva appunto ha raggiunto i 50 anni, oramai la vecchiaia incalza. Ecco, è più da barzelletta, sono battute più da barzelletta e da parvenu. No, Baudo riusciva a costruire una forma di supponenza più sottile, lisciando all'opposto di Mike, lisciando l'interlocutore, lisciando l'ospite. Insomma, in qualche modo lo faceva diventare protagonista, perché questo era il gioco, naturalmente. Per un giorno, per un'ora, tu sei la persona più celebre del mondo, ma diventi celebre perché io sono celebre. Ecco, quindi questo doppio gioco sottile che era nell'animo baudiano e che poi appunto decretava delle forme isteriche che venivano fuori durante il Festival di Sanremo. Ci ricorderemo tutti quando Baudo diede la notizia nell'87 della morte, quindi nei suoi anni d'oro, quando fabbricava un Sanremo dietro l'altro, arrivato a 13. Non so se verrà mai superato da Carlo Conti o da Amadeus, temo di no, ma ecco, nell'87 muore Villa e lui ne fa un coup de théâtre. Attenzione, cioè si capisce che è successo qualcosa di straordinario. E certo, Villa era il papa della musica leggera italiana, un personaggio squisitamente pop, no? Quando cantava Granada, quando riusciva ancora a istupidire le anzianotte delle case di riposo negli anni 60, le anzianotte in gamba, ma naturalmente Villa aveva questo potere magico. Occasione ghiotta per riuscire ad avere un audience strepitoso. Quindi il Baudo appare e si capisce per il suo volto luttuoso, macabro, no? Da attore, come vi avevo detto, si capisce che sicuramente è successo qualcosa di grosso. Ci ha lasciati Claudio Villa, pietrificato l'Ariston, pietrificato il Sanremo, pietrificata la gente davanti ai televisori. È morto il Papa. Guardate che io nel mio piccolo feci anch'io, naturalmente rischiando di scivolare su una buccia di banana, una cosa del genere in un teatro di Varese, mentre si presentava una serie di eventi a sfondo popolare. Appunto, quando morì Wojtyla, io che avrei dovuto dire anche altre cose, forse più importanti e più specifiche, dissi appunto, agghiacciato alla Pippo Baudo, è morto Papa Wojtyla, è morto Papa Giovanni Paolo. Ecco, questi passaggi sono indimenticabili nella misura in cui hanno costruito il nazionalpopolare, appunto, hanno costruito quel gusto tra il tenebroso, il comico, il grottesco, il fantasioso, che è l'essenza stessa di un'italianità
tirata per i capelli, ma non per questo perdente. Passiamo a Emilio Fede, un altro siciliano. Curioso che i siciliani abbiano in qualche modo costruito l'Italia, o l'Italia farlocca che conosciamo, come la scuola siciliana battezzò la letteratura italiana nel Medioevo. Naturalmente calpestando, mi si conceda questo, tutto il valore di una letteratura padana che era straordinaria, a cominciare da Bonvesin e della Riva, in realtà il vero ispiratore di Dante Alighieri, ma avremo modo di ritornare su questo aspetto. Ma lì c'è un'altra personalità che segue un percorso di indubbio valore nella RAI attraverso delle inchieste molto hard. Mi vengono in mente i minatori quando scende in una miniera, Emilio Fede per la RAI, questo un Emilio Fede ancora giovane, autocontrollato, scende nella miniera e cerca in qualche modo di trasmettere quella che è l'ansia, l'angoscia del minatore che rischia di morire ogni giorno. Un talento, certo, un talento anche qui un po' attoriale, ma cadenzato, e qui forse i siciliani che mi ascoltano possono vedere la differenza fra la provincia di Messina e di Catania, cadenzato su una dimensione più marcata nella sua volontà di affermazione. La volontà di affermazione c'era anche in Baudo, ma era mascherata da una forma di fortissima disponibilità che per esempio verso i nemici o i presunti nemici o avversari del momento, che in Emilio Fede non c'è. E tutto questo emerge quando poi Emilio Fede, praticamente diseredato, oramai senza più possibilità di fare il direttore da qualche parte nella RAI, viene ripescato da Silvio Berlusconi e rilanciato attraverso quella guerra del Golfo, che è diventata uno dei topoi, uno dei passaggi fondamentali della storia della televisione italiana, come ha scritto Aldo Grasso. Quindi Emilio Fede da quel momento vuole vendicarsi del fatto che la RAI, questo fa parte di una personalità leggermente diversa rispetto alla baudiana, vuole vendicarsi di un trattamento che giudica in qualche modo poco rispettoso del suo valore. Evidente che Fede voleva diventare il re della RAI, non in campo, non in ambito di presentazione di spettacolo, ma in ambito strettamente giornalistico. Questo non gli riesce e trova l'ancora di salvezza in un uomo che poi viene idolatrato. Ecco, questo meccanismo è un meccanismo tipico di persone fondamentalmente fragili che tendono appunto a coprire di compensi e di riguardi tutte le altre persone che li aiutano, no? Anche per una sorta di vittimismo innato, no? Guarda Silvio come mi hanno ridotto, perché non hanno visto in me, tu sì che sei l'unico. E nasce l'epopea con Fininvest, Mediaset, di tutto quello che noi conosciamo del più famoso Emilio Fede, quello che mette le bandierine corrispondenti alle città conquistate da Forza Italia. Ricordo anche qui un episodio personale, me lo permetterete, un mio allievo, il quale peraltro era il primo della classe, se così ancora si può dire questa espressione, perché prendeva voti altissimi in tutte le discipline e anche diciamo nei temi che faceva e che io correggevo, 8,5, 9, di questo genere, ma c'è un ma, appunto, questo ragazzo di cui ovviamente non faccio nome, era dichiaratamente, smaccatamente comunista, ma comunista vecchia maniera naturalmente, e
mi confessò, vedendo quello che era successo dopo una delle tornate elettorali in cui Forza Italia aveva dominato, che non ce l'ho fatta più, sono andata a letto quando Fede ha cominciato a mettere le bandierine della vittoria uno dietro l'altra. E aveva questo potere, Fede, naturalmente, di umiliare gli avversari, appunto i comunisti, no? Si dice che i comunisti, si diceva una volta, appunto, mangiano i bambini, ma lui mangiava direttamente i comunisti, Emilio Fede, con quella forza, quella rabbia, quel rancore che trasudava dalla sua volontà di annientare il nemico, e in questo diversissimo ovviamente da Pippo Baudo. Così accomodante invece, almeno sul piano formale naturalmente, e lì nasceva poi appunto un'epopea che in qualche modo era unilaterale, perché tutti quelli che non erano di Forza Italia o non erano di destra strettamente odiavano Emilio Fede e lo consideravano il peggior esempio di giornalismo, naturalmente. Però anche qui io voglio vedere le luci, perché c'era secondo me una sincera attrazione del Fede verso quell'idea, e quindi nel suo piccolo mondo fediano, dove andava ricompensato il Pigmalione, era dovuto questo tipo di comportamento nei confronti dell'unica persona in grado di conoscerlo, di capirlo, di comprenderlo, naturalmente, poverino, e si fa per dire, ma certamente tutto questo poi travalicava le onde, diventava ossessivo, effettivamente marcatamente odioso nei suoi comportamenti più viscidi, più viscerali, mancanti di tatto. Certo, lui si sarà detto, Emilio, ripeto, bravissimo giornalista, ma si sarà detto: io non ho più niente da perdere a questo punto, tanto in Rai non ci ritorno, io mi lascio andare a questa vena appunto di forte come dire, amichettismo, e quindi vado a ruota libera per riuscire a conquistare meglio il cuore e la mente di tutti quelli che in qualche modo sono della mia idea, e sono della mia idea in maniera accanita, in maniera appassionata. Se c'è stato un merito di Emilio Fede è stato quello, in quegli anni, per esempio negli anni 90, di far dimenticare il pallone e il calcio, che era diventato un'ossessione per gli italiani, complice lo stesso Silvio naturalmente, no? Ma Silvio, forse Berlusconi sapeva che poteva contare su Fede per limare i suoi difetti, per correggere i suoi stessi errori. È una forma di alter ego positivo. Quindi non poniamoci solo dalla parte di Emilio Fede, poniamoci dalla parte di Silvio Berlusconi, che aveva bisogno di un braccio destro sul piano informativo di quel genere, magari poi per prenderlo in giro lui stesso, per cacciarlo in malo modo come l'ha fatto. E ricorderete come ci è stato raccontato in un'intervista qualche anno dopo dallo stesso Fede la maniera incivile in cui appunto è stato prima mandato sul satellite, come si soleva dire in quegli anni, siamo oramai nel 2000 inoltrato, e poi dato a lui una buonuscita che al di là degli aspetti strettamente pecuniari è stata anche uno schiaffo in qualche modo, che suonava: io ti ho usato, adesso non mi servi più. Ma non è una critica stretta che nei confronti del mondo di cui io 2 anni fa ho comunque tessuto in qualche modo i meriti, per esempio tra gli altri quello di aver unito la destra dopo tantissimi anni di smarrimento, il mondo berlusconiano, ecco. Ma è il riconoscimento di certi meccanismi che sono innanzitutto psicologici, prima ancora che politici, di costume, perché la psicologia umana, che ha un fondamento strettamente popolare, è la voce più individuale del popolo, ha le sue ragioni, che il cuore da una parte, come diceva Pascal, ma che la società dall'altra non ha, e sono le ragioni più intime che generano comunque la vita che ci appare anche più collettiva, ma che nasce sempre da scelte e volontà individuali. Giorgio Armani
è stato post mortem glorificato più di Baudo e di Fede. Io ho letto La Repubblica, mi è sembrato un gazzettino degno degli araldi medievali che santificava Giorgio Armani, più del giornale, più del Corriere, che comunque l'ha ben santificato, paginate intere, nonostante i tempi di guerra che stiamo vivendo, le altre notizie ficcanti e urgenti, ecco, paginate 12, 13, 14, 15, 16 pagine della Repubblica nei confronti di Armani. E già, perché in fondo Giorgio Armani non era solo lo stilista più famoso al mondo, non era soltanto un cultore della bellezza o un produttore di una certa forma di consumismo popolare, ecco perché lo metto fra l'icone pop, ma era anche qualcuno che ammiccava a un certo tipo di cultura radical chic di sinistra. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, nella stessa maniera in cui noi lodiamo le indubbie capacità del ragazzo di Piacenza, che sono state straordinarie, perché Giorgio Armani aveva nella sua sensibilità diciamo natale, di caratteriale, aveva indubbiamente il senso innato dello stile e della bellezza. La donna che esce dai disegni, dalla firma Armani, è una donna che recupera una forma di legittimità e integrità classica, ma sull'onda di un'emancipazione che non poteva essere avvenuta prima, a partire soprattutto dagli anni 70-80, quando appunto Armani si impone per la firma, ma anche per il sistema Armani, che è un sistema internazionale. Baudo e Fede sono due grandissime figure, interpretatele come volete a seconda dei vostri gusti e delle vostre simpatie, ma sono figure nazionali, sono il nazional popolare stretto, sono il nazional popolare declinato in forma di C o in forma FI, fate come volete, però Giorgio Armani in realtà era qualcosa di più, era, lasciatemelo dire, quella forma di internazionalismo che era morto attraverso la classe operaia, ma che poteva essere recuperato attraverso questa nuova forma di mondialismo, ed è forse l'aspetto che mi piace di meno. Ripeto, al di là del riconoscimento di una bravura, di uno stile, di un occhio e di un'interpretazione dell'arte, perché la sua moda era arte, che gli va riconosciuta. Attenzione, ho parlato di radical chic. Sì, è un radical chic di rilievo. Non è il radical chic che parte con la flottiglia e le trombette per andare a Gaza, si intende. È un radical chic da anni 60-70, perché l'uomo è morto a 90 e rotti anni, quindi si era formato nel dopoguerra, ma era comunque una forma di radical chic. Perché? È per quello che io lo metto tra gli argomenti, l'ho messo tra gli argomenti della cultura popolare e non della trasmissione di sabato, perché in qualche modo anche quelli che erano vestito Armani, e quindi grande fetta del popolo, ha visto in Armani l'idolo di una forma di stile a cui ambire, in nome ovviamente secondo me, di una forma di evoluzione della borghesia che non è tutto oro, che non è tutto merito, perché la borghesia più autentica, la borghesia anche del nord, la borghesia alla quale la maggior parte dei nostri ascoltatori appartengono, piccola o grande che sia, magari anche piccola, con stipendi limitati, per carità, non è una questione soltanto economica, ma è una borghesia che crede ancora nei valori interiori dell'uomo e non soltanto in una bella stoffa, in un bell'abito maschile o femminile.
Ecco perché comunque ritengo Armani il prodotto raffinato, illustre, sublimato, ma sempre di un mondo radical chic. C'è stato anche un intervento oramai appunto in stato di malattia dell'Armani a favore di un certo tipo di mondialismo e contro il sovranismo, che vi voglio ricordare, firmato da Armani per la Repubblica stessa. Quindi il popolare qui non è più nazional popolare come in Baudo e alla sua maniera in Fede, ma è internazional popolare. E questo pesa nel bene, perché certamente non è commisurabile, non sono commisurabili le manone grossolane di Baudo o l'uso della lingua lecchina di Fede con lo stile di Armani. Però paradossalmente più calcolatore e perfida questa internazionale popolarità nel riuscire a costruire dei prototipi umani che devono vestire per forza bene. Noi siamo cresciuti, parlo ovviamente a tutta Italia, ma siamo cresciuti in questa Padania che aveva ancora delle origini rurali, con l'idea di vestirci in maniera degna, ma non per forza con l'abito firmato, capite bene? Perché l'abito firmato, l'abito che deve essere firmato per forza, io non l'ho mai preso, non l'ho mai comprato, nonostante ne avesse ampia possibilità. Ma perché non l'ho mai comprato? Perché mi sapeva, e ovviamente parlo anche da leghista e da sovranista, mi sapeva di inghippo internazionalista e mondialista, l'abito firmato. E un'ultima nota su Armani mi sarà concessa, che lui si è diciamo così, affermato e ha vinto a Milano, amando da morire la città di Milano, ma si è un po' dimenticato della sua provincia, e questo particolare si ricollega a quello che ho appena detto. Lui era piacentino. La provincia di Piacenza è una provincia prevalentemente rurale, non è la provincia lombarda delle fabbriche e del terziario avanzato, è una provincia che rimane fondamentalmente rurale. Il castello di Rivalta, all'ombra del quale i suoi antenati erano nati e cresciuti, è un castello di un'antica feudalità rurale, dei tempi andati, di estremo fascino, perché andateci lì nel Piacentino. E qui sempre il mio suggerimento per cultura popolare di andare a rivisitare tutti i luoghi che magari avete già visto frettolosamente, sia al nord che al centro che al sud, si intende, andare a rivisitare e andare a capirne il senso e l'omaggio. Ma lui si era un po' dimenticato di Piacenza. Non lo voglio bacchettare, ovviamente, probabilmente sarebbe successo a tantissimi altri che hanno trovato la loro fortuna a Milano. Ma il fatto in qualche modo di mettere in seconda mano Piacenza, secondo me, lo posso dire la mia in questa radio che è Radio Libertà, era il segno di una forma di snobismo che non trapelava dal suo modo di fare. Adesso dico un'altra battuta cretina, ma tante volte le battute sceme hanno un fondo di verità. Lui era considerato un personaggio umile, Giorgio. Voglio dire, ripeto, il più grande stilista, un artista assoluto, il re assoluto dell'arte contemporanea, però lui era considerato umile. Scusate, ma sono capace io di essere umile se guadagno milioni e milioni al mese di euro, milioni di euro, sono capace anche io di essere umile. Sapete perché? Perché non ho più il rancore, non che ce l'abbia io, perché ripeto non sono Armani e non sono quel genere di persona lì, ma ci sono persone così, persone che non hanno avuto quella fortuna, e forse perché non erano brave così, ma non hanno avuto quel destino, che esercitano rancore, una forma di rancore verso il mondo dei ricchi.
e a volte per far passare il rancore serve diventare ricchi. Scusate il sillogismo aristotelico, ma anche qui, perché poi vengo sempre accusato di parlare male di chi è passato da poco a miglior vita. Ripeto, non si discute la grandezza di questo personaggio, non la si discute, non la si deve mettere in discussione, però non facciamone un altro Santino, Santone. Ne abbiamo già tanti, ne abbiamo già troppi. In quella dinamica che vi dicevo all'inizio della trasmissione, tipica diciamo oggettivata dall'antropologia contemporanea, per cui tutto quello che è santo sul piano religioso è stato sostituito da una nuova forma di santificazione, appunto, che trapassa il mondo dello spettacolo, del mondo del cinema, il mondo della televisione, dei social, eccetera, eccetera. E ci troviamo di fronte a una marea di santoni, santini, santelli, santacci, eccetera, che anche dopo morti assumono delle dimensioni quasi divine. Questa forse può anche essere un'offesa per chi ci crede nei confronti della vera divinità. E mi fermo qui. Io ringrazio dell'ascolto, della pazienza che avete avuto, e non vuole, il tocco di ironia non vuole accanirsi contro questa Santissima Trinità, magari soltanto perché oggi è la Natività di Maria, che ha un'essenza ben diversa e ben più alta, ci mancherebbe, ma vuole ricondurre a una dimensione umana, realmente umana, ciò che forse durante l'estate è stato travisato, distorto e in qualche modo troppo enfatizzato. Ringrazio anche Sveva per questa sua prima performance post-estiva a mio favore, poi ci risentiamo sabato con Cultura e Arte. Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con